tutti ragazzi, bentornati e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel nostro canale. La nostra direzione di oggi doveva essere il Monte Peralba, sulle Alpi Carniche. Purtroppo però siamo arrivati in prossimità del rifugio Rododendro e abbiamo trovato la strada chiusa che porta al rifugio Sorgenti del Piave, chiuso per lavori appunto, e quindi abbiamo cambiato itinerario. Ho guardato un attimino in zona, qui vicino c'è il Monte Lastroni. Non è una cima impegnativa, è classificata EE per escursionisti esperti, quindi sono 1000 metri di dislivello. Appunto siamo partiti dal rifugio Rododendro dove abbiamo lasciato la macchina. Adesso tramite il sentiero 138 stiamo andando ai laghi d'Olbe, che era comunque un itinerario che avevo già in programma di fare, però non avrei mai immaginato di ritrovarmi qui oggi, quindi ben venga. Queste sorprese sono sempre frutto della magia della montagna, quindi va benissimo così. Niente, seguiteci anche oggi in questa nostra avventura. Intanto buona domenica a tutti, perché anche per noi oggi è domenica. Era una bella cima. Eccolo lì il Peralba che tanto volevamo fare.
Vabbè, dai, siamo riusciti a mettere lo stesso mano su roccia. Ecco. Dai. 5 secondi. 2 secondi proprio. Perché questa è la cimetta. Siamo arrivati. La vista è comunque stupenda. Abbiamo anche un po' di crestina da fare. Ah, dai, carina, bella in invernale questa. Siamo arrivati in cima al Monte Lastroni a 2449 metri. Comunque questa crestina ci ha emozionato veramente tanto. Deve essere anche una salita veramente bella in invernale, se si hanno ovviamente conoscenza alpinistiche in ambito innevato. Siamo rimasti veramente a bocca aperta perché è bellissimo, si vedono le Dolomiti Jampezzane, le Dolomiti di Sesto da un altro punto di vista che non siamo abituati a vedere. Infatti, facciamo un po' di cultura generale. Vai. Vabbè, qui davanti abbiamo il Col Quaternà, cima a Pallombino, questa qua. Questo è il confine Italia-Austria, sono tutte le montagne di confine. Questo è il Peralba, seconda cima delle Alpi Giulie. Poi alla nostra destra, questa è la nostra cimetta. Poi alla nostra destra, eccolo qua, il Monte Coglians, che è la prima cima delle Alpi Giulie, appunto. Qua davanti il nostro meraviglioso Antelao, nostro, come se fosse mio, l'Antelao, e sbuca dietro la puntina del Pelmo. Dopo ci sono tutte le cime del gruppo del Sorapis, il Sorapis, sulla destra. Allora, questo è il Sorapis, queste sono le Tofane con il cristallo, Tofana di Rhodes dentro di mezzo, il cristallo. Queste le Dolomiti di Sesto. E qui abbiamo la Croda Rossa di Sesto, che c'è anche una bellissima ferrata. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Vi ringraziamo tanto comunque per esserci vicino.
Ultimamente siete stati in tantissimi ad iscrivervi al canale, ne siamo veramente contenti. Vi ringraziamo per i 5.000 iscritti, per noi è veramente una soddisfazione grande e siamo contenti di portare dei contenuti validi al canale. E quello che mi sta più a cuore in assoluto è di farvi vedere la bellezza che abbiamo qui insieme a Nico, che ringrazio veramente tanto per il contributo che ha dato alla svolta di questo canale, perché senza di lui non avrei mai iniziato nulla, quindi è merito suo. Le cose si fanno in due. Sì, però io non avrei mai fatto niente, quindi merito tuo, anche se non si fa vedere perché è sempre molto timido. Anche prima ci ho litigato, porca miseria, non è possibile che per far vedere una falesietta sei timido. Ascolta, avrei le mani ghiacciate. Ok, va bene. Quindi grazie Nico per tutto e grazie a tutti voi, continuate a seguirci e vivete con noi queste meravigliose esperienze di vita pura. Ciao! Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're